Lungo la statale 122 che da Favara conduce a Castrofilippo sorge un minuscolo presidio di pietra e fede. La chiamano la piccola Lourdes, è il santuario della Madonna delle Grazie, ma per tutti lì è semplicemente la Grazia lontana. Una chiesa piccola piccola, capace però di raccogliere tra le sue mura una folta e instancabile schiera di fedeli che in questo luogo vedono un canale di intercessione speciale con il divino. La storia comincia da molto lontano. Nel 1602 furono due eremiti francescani, Pietro di Chiara e Giuseppe Guaraci, a scegliere questa periferia rurale come luogo di ritiro spirituale isolato dal centro abitato. L'edificio originario non aveva nulla a che fare con i successivi splendori barocchi. Era una semplice cappella rurale, costruita con materiali poveri, un altare essenziale e un piccolo riparo per la preghiera. Nacque così il soprannome Lontana dal paese, per non confonderla con la Grazia Vicina, situata a ridosso del centro urbano. Nell'Ottocento, con il declino degli eremiti, la chiesa perse i suoi custodi. Confiscata e incamerata nel demanio pubblico, perse del tutto la funzione sacra, venne declassata a deposito di materiali durante la costruzione della strada rotabile. A salvare la struttura dalla rovina fu un privato cittadino, Francesco Miccichè. Nel XIX secolo riscattò l'edificio per 100 lire, volendo farne una cappella gentilizia. Ma le rigidi leggi sanitarie del neonato Regno d'Italia vietarono le sepolture private, un fallimento burocratico che si rivelò però provvidenziale, mantenendo intatta la conformazione della chiesa fino alla donazione alla Curia nel 1993. La fede dei favaresi è alimentata da una memoria prodigiosa, legata alla leggenda del bue che scavando fece emergere l'immagine di Maria. Ma la grazia lontana custodisce anche miracoli moderni. Nel 2016 il crollo del muro del piazzale minacciò le fondamenta. La struttura rimase prodigiosamente intatta e la comunità si mobilitò in tempi record per il restauro. Per il popolo un segno inequivocabile della protezione della Vergine invocata nei momenti di malattia, difficoltà o durante le dure siccità. Maggio è il mese della massima vitalità, con centinaia di fedeli che a piedi partono dalla chiesa dell'Itria, guidati quest'anno da Don Maurizio Mangione. Ma la grazia lontana non vive solo a maggio. Ogni giorno dell'anno, dietro quel cancelletto chiuso, si trovano fiori freschi e candele appena accese, la testimonianza silenziosa e costante di un pellegrinaggio del cuore che non si ferma mai, a qualsiasi ora, per tutto l'anno.